you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel alone. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati, una puntata un po' particolare, quella di Mixed odierna, dedicata chiaramente a ricordare insomma la figura di Silvio Berlusconi, che è scomparso questa mattina all'età di 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, dove si trovava ricoverato già da venerdì, oltre a quello che era già capitato per 45 giorni all'incirca intorno a Pasqua, quando Berlusconi praticamente dovette giocoforza andare in ospedale insomma per una malattia che poi oggi praticamente lo ha definitivamente portato via. Chiaramente con noi collegato Enzo Cataruzzi, perché Enzo Cataruzzi direttamente o indirettamente ha conosciuto il Berlusconi imprenditore prima e politico dopo. Permettimi Enzo di dire questo, nel bene o nel male comunque vada si parlerà di Berlusconi da qui all'eternità, no? Perché comunque è stato un personaggio che ha lasciato, ripeto, nel bene o nel male, ha lasciato comunque il segno, un solco indelebile per quanto riguarda sia la politica e sia il mondo dell'imprenditoria, in particolare quello che facciamo noi oggi, no? Quello delle TV, delle TV private. Praticamente è stato lui colui che ha lanciato effettivamente la TV commerciale in Italia e non solo, no? Beh, certamente con la morte di Silvio Berlusconi si chiude un'epoca della storia d'Italia, avrà un capitolo intero. Possiamo solo pensare che lui è durato al governo più di De Gasperi, più di Andreotti, ben 4 volte Presidente del Consiglio, e uno che può essere considerato comunque un innovatore, un uomo di grande carisma. Io ricordo che in un congresso, anzi di un incontro che è stato fatto con lui in quel di Roma, dove lui è venuto a portare i saluti, io mi sono trovato da solo a gestire la questione. Aveva finito il suo intervento, si è girato verso dove c'erano tutti i dirigenti, c'ero solo io. A un certo punto ero un po' imbarazzato e gli ho detto: ma mi pare che lei ha l'occhio di Silvio Berlusconi. Insomma, è stato veramente una persona cordiale, gentile, molto umile, e io devo dire è un imprenditore che ha costruito tanto, cioè è stato un imprenditore che ha fatto Milano 2, ha fatto un grande sportivo, il Milan dei record, insomma, no? Ma poi è stato un antesignano dell'editoria, delle TV, come hai detto tu benissimo, un politico che ha segnato l'epoca ben 4 volte. Certamente tutti possiamo dire che lui ha fatto delle riforme economiche e sociali, che ha innovato e soprattutto ha combattuto la burocrazia. Certo, io credo che la sua azione è stata un po' anche, diciamo così, combattuta noi, con tutti i processi che ha avuto, insomma, forse qualche invidia, insomma, è scattata, perché insomma, che ha avuto, è arrivato fino ai giorni anche con una malattia importante che improvvisamente si sa come vanno queste cose, lo ha portato via. Certamente adesso si apre un vulnus importante, non tanto al governo, perché io penso che la Meloni sarà pronta a sostenere un centrodestra, ormai è un leader incontrastato, ma però ci sono molti punti di domanda proprio nel partito, la sua creatura, no? Forza Italia. Innanzitutto, chi prenderà le redini, come le prenderà e se le prenderà. Questo è il problema, anche perché non dimentichiamo che Forza Italia è l'unico punto di riferimento in questo momento nel Partito Popolare Europeo. E non è una cosa da poco, perché è il punto di riferimento, diciamo così, di una coalizione di destra-centro, come l'hanno chiamata, ma comunque ancorata
all'Europa, dove lui era garante di questo governo, ecco, in sostanza. Quindi la sua morte mette in fila tanti punti interrogativi. Lui ha avuto anche un rapporto particolare con il Friuli, no? Perché, soprattutto con Trieste, perché certo. con Antonio è stato anche testimone di nozze, poi sappiamo tutte queste robe qua. Però, se voi ben vi ricordate, ci sono stati due momenti. L'ultimo, quando ha partecipato a Porzus direttamente come testimone in quella giornata dove ha segnato un po' la storia del nostro Friuli. Ma prima ancora, se ben vi ricordate, dove c'è stata questa diatriba con l'ex governatore Tondo sul caso Luana, no? Dove lui ha difeso strenuamente la parte, la vita contro in qualche modo quello che molte parti di socialisti qui avevano ottenuto, e poi mi ricordo proprio che Tondo era il paladino forse perché era amico anche del papà di Luana, eccetera. Certamente è un punto molto delicato della questione, non si può entrare nel merito così facilmente, ma lui è stato paladino di quella parte. Mi ricordo che anche in Parlamento aveva convinto a fare delle leggi ad hoc, eccetera. Devo dire che lui è stato una persona che comunque ha voluto bene al nostro Friuli, perché non dimentichiamo che molte persone carneadi che nessuno si conosceva, lui le ha portate alla ribalta con un casting dove ha scelto le persone da portate in Parlamento, quindi molte persone Certo. devono a lui. Senti, infatti su questo volevo chiederti, Enzo, su questa cosa, se a livello, diciamo, imprenditoriale comunque Vada è riuscito a, diciamo così, cedere senza nessun problema le sue aziende ai figli e a comunque dei manager stimati di sua conoscenza, non i primi presi per strada. A livello politico invece succederà sicuramente qualcosa di importante, perché sicuramente non sarà la Forza Italia attuale quella che vedremo, come hai già sottolineato tu, da qui in avanti, ma qualcosa succederà di sicuro, no? Ci potrebbe essere un'esplosione come un'implosione. Ma io penso che chi sta aspettando i voti di Forza Italia, da una parte la Meloni, è chiaro, ma da una parte anche Renzi, non lo so come andrà a finire, ma io penso che Forza Italia dovrà comunque strutturarsi come un partito normale, no? È chiaro che dietro Berlusconi c'erano anche le risorse che Berlusconi pianificava ogni volta per le campagne elettorali, non è una cosa da poco, insomma, no? Un partito oggi non sta su con le tessere, sta su anche con le donazioni, sta su insomma anche con i versamenti che i vari onorevoli fanno, insomma, benefattori, tra virgolette, fanno. Quindi non è una cosa semplice tenere su un partito di questo tipo, poi strutturato, diciamolo chiaro, sul carisma della persona, perché nonostante tutto lui aveva in mano i 5-6 punti percentuali, anche adesso che era, diciamo così, non in forma. Ma noi pensiamo, quando la famosa frase io amo il paese, il mio paese che l'Italia, eccetera, quella volta si è scattato sul 30%, insomma, aveva un carisma, un'organizzazione particolare. E questa Forza Italia, diciamo che abbiamo visto molti pezzi se non sono andati via, nessun delfino è all'orizzonte, non ha voluto neanche crearlo, e quindi in questo Ci sono troppe momento balene spiaggiate, viene da dire. sì, sì, che questo sarà un problema non da poco, perché molti saranno orfani improvvisamente e non potranno andare. Insomma, non c'è nessun leader politico di Forza Italia in questo momento che può supplire l'assenza di Berlusconi. Certo, sicuramente questa onda lunga in breve la vedremo anche dalle nostre parti, no? Perché chiaramente l'hai detto tu, no? L'abbiamo sottolineato, manca il leader, manca quello che teneva in piedi un po' la baracca, e quando questo cade malamente al suolo, no? Come si dice. Sicuramente l'onda arriverà in breve tempo anche in Friuli Venezia Giulia, ci sarà da capire appunto cosa faranno i moderati e i centristi, che non si vedono magari nel centrodestra attuale, ma si vedono più verso un centro moderato, non a sinistra, dove praticamente, come hai detto tu, insomma, alla fine potrà succedere un po' di tutto, no? Sì, perché guarda, il refrain di Forza Italia è meno male che Silvio c'è. Adesso che Silvio non c'è più, il problema si pone, e si pone in maniera, diciamo così, anche violenta, se vogliamo, perché improvvisamente non c'è più, e per cui è chiaro che nel bene o nel male lui rimane un mito, un innovatore, e in nome per conto del mito dell'innovatore bisogna che qualcuno porti avanti
la situazione. Certamente bisogna vedere se c'è una classe dirigente all'altezza della situazione, e all'altezza della situazione voglio dire credibile, credibile. La parola credibile oggi non è una cosa da poco, non solo coi fatti, ma anche deve avere un certo carisma, insomma, no? Non basta avere 8 o 20 lauree, bisogna avere un carisma e essere un punto di riferimento per la gente che vota. E poi abbiamo visto, scomparso lui, quella parte politica lì, insomma, adesso avrà grossi problemi, certamente. Ecco. Bisogna vedere se Certo. sarà qualche, perché si sa benissimo che quando un vuoto si crea in politica, improvvisamente viene ricoperto. Bisogna vedere se ci sarà qualche altra novità. Ci potrebbe essere anche una novità che noi al momento non immaginiamo, ma che comunque sia in politica può sempre succedere. Certo. Senti, tra i suoi eredi, secondo te i figli sarà difficile vederli come leader politici? Cioè, innanzitutto Marina Berlusconi ha già fatto capire che lei non se ne vuole più di tanto interessare, qualcuno aveva fatto il suo nome, Pier Silvio chiaramente punta esclusivamente a quello che sta facendo, potrebbe essere magari uno degli altri figli, Ma io inadempiente credo che futuro a entrare l'unica che dentro, diciamo potrebbe, così, per mantenere la presenza del papà, insomma, no? Viva la presenza del papà. ma l'unica che potrebbe prendere in mano le redini è solo la figlia Marina Berlusconi, che però non credo abbia molti interessi, anche perché abbiamo visto che quando suo padre si è in politica è venuto fuori la bufera su tutto spiano, insomma, non so quanti processi, eccetera, no? E per cui, insomma, nessuno va a rischiare più, diciamo così, di bloccare le imprese, eccetera. Ormai mi pare che le imprese sono sicuro, e quindi loro hanno preso le redini del padre, vanno avanti, insomma, no? Certamente la novità delle TV commerciali è una novità che, come hai detto tu, è indelebile e comunque ha segnato la storia del paese proprio nella comunicazione, ma anche nella politica, perché non dimentichiamo che con le sue televisioni lui è entrato in ogni casa e ha innovato veramente, ha messo la quinta marcia, insomma, improvvisamente tutti hanno dovuto emularlo. E non dimentichiamo che le sinistre avevano solo un credo, l'anti-berlusconismo. Non c'era altro programma al momento, insomma, inutile vogliamo parlare, dirla come papale, così, no? Quindi mancando l'anti-berlusconismo adesso mi pare che sia un altro refrain, ma insomma non attacca più nessuno. E poi ricordiamo, Certo, permettimi Enzo, di ricordare quello che hai detto tu, che nel 2013, alla vigilia delle elezioni politiche di quell'anno, qualcuno tentò, no, di affossare Berlusconi a livello mediatico e fece un clamoroso autogol. Tutti ricordano ancora oggi la famosa partecipazione di Berlusconi alla trasmissione di Santoro e Travaglio, dove col sì. suo linguaggio, col suo modo di essere un animale da palcoscenico, praticamente fece il famoso 3-0 in trasferta con le regole vecchie del gol doppio, e da lì, invece di esserci l'affossamento di Berlusconi, ci fu praticamente il pareggio in un certo senso, anzi venne rimesso in piedi praticamente Lui era sul comunque busto dove stava, no? Sul piedistallo. comunicativo, è stato un grande, anche perché è stato un personaggio che ha portato, è stato un grande leader della liberalità di massa, insomma, ha portato il Partito Liberale, che non esiste, sono tutti. Ci sono tutte, come si dice, per il momento scritto sulla carta, no? Come dicevo prima, ha messo la quinta e insomma ha segnato la storia d'Italia. Che al di là che adesso tutti piangono o non piangono, ma anche gli avversari avevano buon gioco ad avere da una parte Berlusconi, perché in qualche modo l'hanno copiato, in qualche modo l'hanno versato, ma comunque lui ha dettato le regole del gioco, questo bisogna dirlo. Ecco. Chiaro. Senti, per concludere, abbiamo detto fantapolitica perché giustamente tutto può succedere, tutto può accadere, no? A questo punto Renzi potrebbe essere colui che esce come il coniglio dal cilindro e potrebbe prendere in mano i moderati per fare un po' da trade union tra la destra della Meloni insieme alla Lega e il PD che si sposta a sinistra insieme ai 5 Stelle. Ma io penso che in cuor suo Renzi si speri su questa roba qui. Si speri anche perché assomiglia molto un po' al modo di fare il Cavaliere, c'è questa simpatia no, che in qualche modo fa breccia. Però mentre il Cavaliere era, diciamo così, nonostante tutto, più umile di Renzi,
Renzi forse un po' molto egocentrico e in qualche modo fa scappare qualche voto, però lui ci tenterà perché potrebbe essere uno degli eredi, no? Ma io penso che l'erede maggiore sarà proprio la Meloni, perché io vedo che il partito della Meloni si sta spostando in maniera centrista, in maniera molto ampie falcate. Un conto è essere all'opposizione, un conto è governare, e ha saputo, mi pare, sta vedendo molto bene come si fa a governare anche in Europa, l'abbiamo visto nelle ultime gesta, dove in qualche modo si è adeguata alla cultura dominante, portando, nonostante tutto, i suoi punti di riferimento, per cui io penso che lei sarà Certo. la calamita più grande. Perfetto, perfetto. Grazie dunque Enzo Cantaruzzi, grazie a voi amici e amiche alla visione e all'ascolto. Mixed torna chiaramente poi venerdì col suo appuntamento canonico settimanale. Chiaramente abbiamo voluto fare questa edizione speciale proprio per ricordare Silvio Berlusconi, che è deceduto questa mattina all'età di 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano. Proprio mentre stiamo andando in onda, la salma sta raggiungendo Villa San Martino, in quel di Arcore, dove sarà poi trasportata negli studi Mediaset, dove sarà poi allestita la camera ardente. Grazie Enzo, grazie a voi. L'informazione su Friuli TV continua come sempre con gli aggiornamenti di cronaca. Per quanto ci riguarda, grazie per la visione e l'ascolto, e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.